Non di sole grandi navi soffre la laguna di Venezia. Nel corso degli anni il traffico acqueo è cresciuto di pari passo con l'affluenza di visitatori, del comparto che ci lavora e del suo indotto. In bacino di San Marco e sul Canal Grande l'aumento di vaporetti, taxi, imbarcazioni di vario genere è evidente, per non contare cosa accade nei canali con turisti che al di là dei tuffi in acqua si improvvisano navigatori dei mezzi più svariati. L'aumento del traffico porta più inquinamento e più motondoso, ma far rispettare le regole, sostiene il consigliere comunale delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, non è sempre facile. Se voi pensate che l'amministrazione stessa ha rilasciato verbali per motondoso, per eccessi di velocità in bacino di San Marco e dopo ogni corsa al TAR sono stati ritirati tutti, quindi c'è praticamente l'annullamento di chi con il dovere dovrebbe far da deterrente. Comportamenti poco corretti in acqua sono tenuti anche dai veneziani. Oltre al comune esistono poi altri enti come la Capitaneria di Porto, il magistrato alle acque con competenze su determinati tratti di laguna. Gli interessi sono tantissimi, ma soprattutto oggi siamo ritornati purtroppo da capo dove il nostro territorio, che è unificato dall'acqua, in realtà è diviso da recinti di competenza, quindi abbiamo 7-8 soggetti che decidono. Ecco perché ci hanno tolto via i verbali che noi avevamo sollevato a chi non rispettava le regole in bacino di San Marco. Stiamo parlando di casa nostra, fuori dal Canal Grande, davanti alla piazza di San Marco, perché la polizia municipale non ha competenza. È ridicolo al massimo.